Credo che con la presentazione di questa manovra, di questo bilancio per il 2011 è finito il bluff di Zaia. Non c'è chiarezza rispetto a cosa avverrà il 1° gennaio. Noi lo denunciamo, lo continuiamo a ribadire anche in questa conferenza stampa. C'è una irresponsabilità da parte della giunta Zaia nel non voler fare l'esercizio provvisorio. È una irresponsabilità che ricadrà come una mannaia su questa giunta e sul Presidente della Regione, che non si è assunto la responsabilità di mettere in sicurezza i lavoratori e i dipendenti di questa Regione, compresi i dipendenti delle ASL e delle USL. Significa che dal 1° gennaio non vi è certezza per l'irresponsabilità di questa giunta nei pagamenti di stipendi, non vi è certezza nei pagamenti dei mutui, non vi è certezza nei pagamenti delle imprese che lavorano e lavoreranno con la Regione Veneto. Guardate che uno dei fattori principali di crisi è il ritardo dei pagamenti alla pubblica amministrazione. Oggi c'è una denuncia anche dell'Associazione degli Artigiani in questa direzione. Allora, qui siamo di fronte a un atto di irresponsabilità le cui conseguenze le pagheranno integralmente questa giunta. Non ci si venga a richiamare, perché l'opposizione aveva dato la disponibilità ancora compatta. Ancora una settimana fa tutta l'opposizione aveva dichiarato che questa era l'unica strada per uscire da questo ritardo gravissimo da parte della giunta. In una parola, questa manovra economica ha una caratterizzazione in questa regione, ha una caratterizzazione nazionale, che è quella che si taglia pochissimo i ministeri, si è tagliato tantissimo verso gli enti locali. Ma al suo interno c'è una specificità nella manovra economica della giunta regionale Zaia. Andate a vederla capitolo per capitolo. C'è un elemento caratterizzante. Si tagliano profondamente tutti i contributi ai comuni e alle province. È una manovra che mette la regione contro il territorio. E alcuni effetti si iniziano a vedere. La manifestazione sul trasporto pubblico locale annunciata dai sindaci, la manifestazione dei sindaci colpiti dall'alluvione, preoccupati che non vedono dentro questo bilancio la risposta alle loro domande. Allora, questa è nello specifico, perché è evidente che c'è una situazione generale nazionale che colpisce tutte le regioni, ma nello specifico nella regione Veneto la caratterizzazione che si sta dando è quella di una regione che va a toccare e a tagliare tutti i contributi possibili e immaginabili degli enti locali. Anche qui facendo dimagrire quei contributi e quelle risorse per il territorio e dimagrendo un po' meno se stessi. Perché questa io credo sia l'elemento sul quale tenteremo di incidere nell'ambito della discussione sulla manovra economica, sul bilancio 2011. Ci sono alcuni contenuti dentro a questa manovra che la caratterizzano anche da un altro punto di vista. Siamo di fronte a una manovra economica che va a colpire chi è già colpito, cioè la seconda caratterizzazione è che colpisce i deboli, colpisce i più deboli, e non mi si venga a dire che non si mettono le mani in tasca ai cittadini. Gli effetti si iniziano già a vedere, basta guardare i titoli dei vostri giornali di oggi. Sulla questione dell'acqua, del costo dell'acqua, sulla questione dei trasporti pubblici locali. I cittadini, ma soprattutto i cittadini più deboli, pagheranno questa manovra economica. Perché è evidente che si potevano fare altre scelte scegliendo alcune fasce di reddito, tutelando le fasce di reddito più basse. Non è questa la scelta che la giunta Zaia ha fatto. Ha fatto la scelta di far ricadere il costo in maniera generalizzata sui cittadini. E guardate dove sono andati a colpire. In una fase di crisi, lavoro meno 42%, impresa meno 62%. Andate a vedere i capitoli della disabilità, delle famiglie, poi ne parleranno altri colleghi, degli anziani, dei giovani, azzeramento di alcuni capitoli. Andate a vedere i capitoli della casa, non solo per il taglio dell'UPB 0,79, quella dei 18 milioni che sono contribuito nei confronti dei cittadini che avevano un aiuto da parte della regione per il pagamento dell'affitto, ma andate a vedere l'articolo 6 della finanziaria, quello relativo a tutta la vicenda degli ATER. Andate a vedere
se siete un cittadino residente all'interno dell'Ater, se le condizioni che vengono poste sono condizioni che tengono conto e tengono presente che stiamo parlando delle fasce sociali più deboli. 50% a pagare subito più rateizzazione in 10 anni, e se no arrivederci. Allora credo che questo sia l'elemento. Andate a vedere i capitoli del rischio idrogeologico, cioè i cittadini che sono già stati colpiti dall'alluvione ora vengono colpiti dalla finanziaria di Zaia. Infine, ultima riflessione che faccio, è una finanziaria, è un bilancio che non lascia prospettiva anche dal punto di vista del futuro. È una finanziaria a zero investimenti, è una finanziaria che non interviene rispetto alle necessità del nostro territorio, perché siamo in una fase di crisi, si può uscire se si investe in determinati capitoli. Ne cito uno per tutti. Qual è la caratterizzazione fondamentale di questo Veneto che porta risorse in questo Veneto? La questione del turismo, andate a vedere, meno 60% nei capitoli di investimento sul turismo. Se non usciamo attraverso le nostre risorse del territorio, se non investiamo sulle nostre risorse, difficilmente questa regione riuscirà a risollevarsi in tempi rapidi.